Buonasera dal TG Sicilia, i titoli di questa edizione. A San Vito Lo Capo, nel trapanese, un undicenne avrebbe tentato di accoltellare il prof in classe, forse per un brutto voto. Sotto shock l'intera comunità. Il tesoro di Matteo Messina Denaro legato anche al traffico internazionale di droga. Giacomo Tamburello, considerato il suo socio in affari, oggi è stato interrogato dai magistrati ed ha risposto alle loro domande. Maggiori controlli e più telecamere, la linea della prefettura di Palermo sull'escalation criminale in città. Controlli capillari nelle zone calde, da Sferracavallo a via La Lumia. Nessuna chiusura anticipata dei locali. E poi Catania, via ai lavori da 50 milioni per rilanciare la zona industriale. Da metà giugno si aprono i primi cantieri per strade, sicurezza e decoro urbano. Al TG Sicilia andiamo alla scoperta degli orti della Susanna, un grande polmone verde nel cuore di Catania che racchiude sciara, natura e memoria. Un sito che deve essere protetto, come chiede un comitato di cittadini. Sul web spopola la nuova influencer di quartiere Chantal, caricatura della società catanese su TikTok. In realtà è un esperimento di satira digitale realizzato da un creator siciliano con l'intelligenza artificiale. Noi l'abbiamo intervistata, ma solo nella realtà virtuale. E poi il calcio, fase di riflessione in casa Catania dopo l'ennesima occasione mancata per la promozione in Serie B. Il presidente Pelligri è rimasto in città, la sua presenza necessaria per programmare la nuova stagione. Dunque, lo avete sentito, la comunità di San Vito Lo Capo è sotto shock per quanto avvenuto stamane in un istituto scolastico dove un alunno si è presentato con un coltello da cucina. Al momento ci sono indagini in corso da parte dei carabinieri coordinate dalla Procura dei minori di Palermo. Laura Spanò. Ancora una volta minori protagonisti di episodi violenti. Accade a San Vito Lo Capo, protagonista un alunno dell'Istituto Comprensivo Lombardo Radice Fermi, situato nella cittadina trapanese. Il ragazzino pare si sia presentato in classe durante l'orario delle lezioni con un coltello da cucina con la punta arrotondata. Il professore di tecnologia presente in aula l'ha fermato e nel disarmarlo si è tagliato il palmo della mano. Il ragazzino, a viso scoperto, aveva in mano anche un cellulare, poi sequestrato dagli investigatori, subito allertati dagli altri docenti. Sul caso indagano i carabinieri della stazione di San Vito Lo Capo e della compagnia di Alcamo. Gli accertamenti sono coordinati dalla Procura per i minorenni di Palermo, che sta ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti e verificando anche l'eventuale premeditazione del gesto che potrebbe essere legato a un brutto voto. L'episodio ha provocato forte shock nella comunità scolastica e nel territorio di San Vito Lo Capo. Il tesoro di Matteo Messina Denaro, legato anche al traffico internazionale di droga. Tamburello, considerato il suo socio in affari, oggi è stato interrogato dai magistrati ed ha risposto alle loro domande. Laura Spanò. Ha risposto alle domande del GIP di Palermo Antonella Consiglio, dove si è svolto l'interrogatorio di garanzia, il narcotrafficante Giacomo Tamburello, ex commerciante di abbigliamento di Campobello di Mazara, arrestato dalla Guardia di Finanza di Palermo con l'accusa di reimpiego di capitali illeciti. Per i magistrati della DDA di Palermo sarebbe stato socio di Matteo Messina Denaro e della sua famiglia fin dagli anni '80 nel business della droga, riuscendo ad accumulare un patrimonio immenso. Dalle indagini dei finanzieri è emerso che Tamburello destinava al suo socio in affari Matteo Messina Denaro il 10%. La Guardia di Finanza gli ha sequestrato beni immobili, società, disponibilità finanziarie per 200 milioni di euro, che sarebbero però solo una parte del tesoro accumulato in latitanza da Matteo Messina Denaro. Tamburello, che ha già scontato diverse condanne per traffico di droga in Spagna e in Italia e che per motivi di salute era agli arresti domiciliari a casa della madre a Campobello di Mazara, ha preferito non avvalersi della facoltà di non rispondere. Nell'inchiesta sul tesoro del boss deceduto sono rimasti coinvolti anche l'ex moglie Maria Antonina Bruno e il figlio Luca, arrestati ieri a Malaga, Spagna, con le medesime accuse. Nei prossimi giorni il giudice iberico dovrà convalidarne l'arresto, mentre per l'interrogatorio di garanzia di madre e figlio si dovrà attendere l'estradizione in Italia. Maggiori controlli, più presidi, più telecamere sugli episodi criminosi a Palermo. La linea della prefettura è quella di continuare ad aumentare i controlli nelle zone calde, da Sferracavallo a via La Lumia. Nessuna chiusura anticipata dei locali. Marco Gullà.
Sferacavallo, Villa Grazia di Carini, via La Lumia. Gli ultimi episodi criminosi fanno ripiombare Palermo nella paura. Ieri proprio a Sferacavallo la seduta della Commissione regionale antimafia. Lo Stato è presente e contrasta Cosa Nostra, un paradigma per imprenditori, associazioni e antimafia. Mi pare che c'è la consapevolezza che bisogna reagire in maniera corale. Non possiamo lasciare soli coloro che subiscono un'intimidazione, ed è questo il messaggio importante, nel senso di dire che la Sicilia non può essere indifferente. Dopo la sparatoria di via La Lumia invece è stata scongiurata la chiusura anticipata dei locali come possibile soluzione per arginare il fenomeno della malamovida. Dopo alcuni incontri in prefettura saranno aumentate le telecamere di videosorveglianza e i presidi delle forze dell'ordine anche nelle zone limitrofe. Si è passati dalla preventivata chiusura anticipata e devo dire che qui le forze dell'ordine e l'amministrazione hanno subito compreso quelle che erano le nostre richieste, ad una serie di misure aggiuntive ma comunque di grande impatto, come per esempio quella del divieto del consumo di alcolici sulle pubbliche vie e un impegno su una maggiore attenzione a quelle che sono le zone a vigilanza rafforzata. A Catania si spara ancora, stavolta le pistolettate sono state esplose in via Palermo, nella zona vicina all'ospedale Garibaldi Inesima. A lanciare l'allarme intorno alle 22:30 i residenti che hanno allertato le forze dell'ordine. Sull'asfalto sono stati recuperati e sequestrati 4 bossoli calibro 9. Al momento non risultano feriti, ma gli investigatori stanno cercando di capire se si sia trattata di un'intimidazione o di un regolamento di conti o dell'epilogo di una lite degenerata, acquisendo appunto le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, ascoltando eventuali testimoni che potrebbero aver assistito alla scena o notato movimenti sospetti pochi minuti prima degli spari. Controlli a tappeto della Polizia di Catania nei quartieri San Berillo e San Cristoforo, droga, furti di energia elettrica e strutture abusive. Il servizio. Blitz della polizia nei quartieri più difficili di Catania, da San Berillo a San Cristoforo, controlli a tappeto contro droga, abusivismo e furti d'energia. A San Berillo gli agenti hanno sequestrato diverse dosi di stupefacenti nascoste tra i muri in pietra lavica delle viuzze del quartiere. In via Carro, nell'area dei cantieri edili, identificate 35 persone, molte straniere. Una è risultata irregolare sul territorio nazionale. Scattata anche una maxi operazione di bonifica e pulizia straordinaria con l'intervento degli operatori della Gema. I controlli si sono spostati poi a San Cristoforo, dove un pusher di 27 anni è stato arrestato. In casa aveva hashish, marijuana e cocaina. Decisivo il fiuto dei cani antidroga, che ha permesso di scoprire il nascondiglio segreto. Nel mirino anche gli allacci abusivi. 3 famiglie avrebbero manomesso gli impianti elettrici per ottenere energia gratis, mentre in altri 2 casi sarebbero stati scoperti prelievi illeciti di acqua. Infine, in via della Concordia, rimosse 2 strutture abusive per la vendita di fiori, sequestrati 500 kg di ortofrutta senza tracciabilità e scoperta anche una sala giochi abusiva. Incidente stradale all'incrocio tra via Salemi e via Rosario Ballatore a Mazara del Vallo. Un'auto si è scontrata con uno scuolabus che viaggiava in direzione Borgata Costiera. A bordo del bus, oltre l'autista dei bambini del plesso Santa Gemma Boscarino Pirandello, 2 assistenti. 19 feriti, 14 bambini e 5 adulti. Tutti sono stati medicati all'ospedale di Mazara del Vallo. 2 alunni sono stati trasferiti all'ospedale dei bambini di Palermo, uno per una frattura al polso e l'altro per un trauma addominale. Il 51enne alla guida dell'auto era senza patente e senza copertura assicurativa. L'uomo è ricoverato in ospedale. E cambiamo argomento. Caro carburante, Confindustria Sicilia presenta il dossier regionale. L'isola soffre più di tante altre regioni l'aumento dei prezzi. Marco Gullà.
Dal caro carburanti al caro energia, la Sicilia e le sue imprese soffrono l'oscillazione dei prezzi. Confindustria Sicilia ha elaborato un documento di analisi dei dati e proposte sul caso Sicilia. Come incidono le tensioni internazionali sul prezzo che paghiamo quando facciamo rifornimento? Quali vie d'uscita per questa crisi senza precedenti? L'impatto che sta avendo le aziende siciliane è maggiore rispetto a quello che avviene nel resto del paese per una carenza di infrastruttura. Si pensi che il 60% va su gomma, il trasporto delle merci, quindi i costi di trasporto, di approvvigionamento sono molto più elevati rispetto a altre. In Sicilia si raffina il 40% dei prodotti petroliferi dell'intera Italia. E se aggiungiamo la Sardegna arriviamo al 65%. Eppure, nonostante questi dati, la Sicilia è paradossalmente tra le regioni che sta soffrendo di più la crisi energetica e di carburante. E allora Confindustria prova a tracciare delle possibili soluzioni. Le soluzioni da mettere in campo non c'è una bacchetta magica, qui bisogna prendere coscienza delle scelte che sono state fatte nel passato, in cui pur avendo tanta ricchezza in termini di energia nella nostra regione non sono state colte, per cui abbiamo una dipendenza del paese e quindi della Sicilia dall'estero che non ci possiamo permettere, soprattutto le nostre imprese non si possono permettere. Via i lavori per il piano da 50 milioni per rilanciare la zona industriale di Catania. Da metà giugno si riaprono i primi cantieri per strade, sicurezza e decoro urbano. Roberta Lunghi. Abbiamo una zona industriale che da un lato è una potenza di fuoco, dall'altro per la condizione che presentano le infrastrutture che dipendono dal comune è veramente un campo di battaglia. Da campo di battaglia a fiore all'occhiello. Sta per compiersi il passo strategico per il rilancio e la valorizzazione della zona industriale di Catania con il via ai cantieri per il rifacimento delle infrastrutture viarie e gli interventi ambientali che miglioreranno sicurezza, funzionalità e decoro dell'area. Tutto grazie al finanziamento di 50 milioni di euro erogato dalla Regione Siciliana tramite il Fondo per lo Sviluppo e Coesione. Per il presidente Renato Schifani, che ha voluto essere presente oggi a Catania, si tratta del mantenimento di un impegno preso. Stiamo mantenendo l'impegno nei confronti non solo della città ma anche del mondo produttivo di questa città, che è un polo industriale di grandissima eccellenza, e quindi sono momenti positivi che ho voluto condividere con il sindaco e col mondo confindustriale. Il piano prevede il rifacimento della rete viaria comunale, della segnaletica orizzontale e verticale, la posa di guardrail dissuasori, il ripristino dei marciapiedi esistenti e dei canali di scolo, lo scerbamento e la nuova sistemazione delle aree a verde per il miglioramento del decoro urbano. Articolato il cronoprogramma. Si tratta di 5 lotti, 3 dei quali possono partire immediatamente, già diremo quali strade saranno interessate dai lavori che partiranno a metà giugno e c'è già la predefinizione dei tempi per quanto riguarda tutte quante le strade. Il Comune di Catania è impegnato nel coordinamento, realizzazione e monitoraggio per garantire il successo dell'intervento, che per il presidente Schifani sarà un elemento che andrà a completare il puzzle, così ha detto, di una Catania che cresce. Alla playa di Catania ha revocato il divieto di balneazione alla foce del torrente Forcile. Il sindaco di Catania Enrico Trantino ha firmato oggi l'ordinanza che revoca integralmente il precedente provvedimento, ripristinando ufficialmente le condizioni di balneabilità nel tratto di mare interessato dallo sbocco del torrente Forcile. La decisione fa seguito all'esito favorevole delle analisi microbiologiche effettuate dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania. Il campione prelevato il 28 maggio ha infatti evidenziato valori di enterococchi intestinali rientrati nei limiti di legge. Alla scoperta degli orti della Susanno, un grande polmone verde al centro di Catania che racchiude sciara, natura e memoria e che deve essere protetto, come chiede un comitato di cittadini. Lorena Dolci.
Quel puntino che volteggia lassù è una poiana e questi sono i resti del suo pasto, un povero colombo. No, non siamo in mezzo ai boschi dell'Etna, ma al centro di Catania, quartiere Cibali. Il territorio di caccia è questo polmone verde di 18 ettari, gli orti della Susanna. Qui, sin dalla fine dell'Ottocento, si coltivavano gli ortaggi grazie ad un sistema che distribuiva l'acqua di una falda sotterranea. Veniva l'acqua convogliata e raccolta nelle gebbie, che sono questi grandi contenitori rotondi, e poi veniva lasciata cadere proprio per gravità dentro le saie. Parte di questi orti era a terrazza, delimitata da questi muretti a secco, un'arte antica dichiarata patrimonio dell'umanità. Un ecosistema ricchissimo dal punto di vista naturalistico ma anche geologico. Una finestra stratigrafica che mette a contatto le lave più recenti, che sono quelle del 1669, con la base dell'Etna argillosa che affiora nel centro dell'area. E di questa colata lavica, di questa sciara, a Catania sono rimasti solo pezzettini isolati, e questa è una delle zone più importanti perché sopra negli ultimi 300 anni c'è cresciuto un bosco in maniera totalmente naturale. Come la timpa di Leucatia, anche gli orti della Susanna sono andati a fuoco. Guardate, qui tutte le sterpaglie sono annerite, c'è stato 1 giorno e mezzo di lavoro dei vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Da tempo un comitato studia l'area e propone la difesa di questa oasi nel cemento che racchiude sciara, natura e memoria, come una cava di ghiara. Quando voi a Catania vedete quei classici palazzi con le facciate rossastre, quella è tutta la terra rossa a ghiara estratta sotto le colate laviche dell'Etna. Tra il progetto di un importante asse viario che dovrebbe attraversare questo snodo, cittadini, associazioni, università chiedono di realizzare invece un parco urbano. Chiediamo che questa area, questi orti, diventino un patrimonio pubblico. Il Comune di Catania ha già avanzato una proposta di acquisto ai proprietari, il consorzio Centro Direzionale Cibali, che da 40 milioni è sceso a 4. E c'è un fenomeno social che sta facendo divertire e discutere al tempo stesso, è la nuova influencer di quartiere, Chantal, caricatura perfetta della società catanese su TikTok. In realtà è un esperimento di satira digitale realizzato da un creator siciliano con l'intelligenza artificiale. Eva Spampinato. Mancava la mammuriana fatta con l'intelligenza artificiale, mancava il disagio in IA. Lei è Chantal, tiktoker trash, influencer di quartiere, regina dei drammi familiari. Catanese doc, come il suo linguaggio. Il verbo fando è corretto, ok? È il nuovo fenomeno social del momento e le storie della sua colorata famiglia appassionano il web. A mio marito Gavin non ci piace il nome della nipotina in arrivo, la figlia di Sharon, mia nipotina Suellen Swarovski, che ci voglio mettere questo bellissimo nome. Ma è tutto frutto della fantasia di un giovane content creator siciliano e della magia dell'intelligenza artificiale. E per intervistare Chantal non potevamo che raggiungerla all'interno della sua casa, occupata abusivamente, ovviamente. Lusso ostentato, divani dorati, arredamento in perfetto stile reggia neomelodica. Chantal è chiaramente una parodia, una caricatura estrema della provincia siciliana e della realtà veicolata da social come TikTok. Chantal è la caricatura di certi personaggi sui social che ostentano lusso pacchiano. Alcuni addirittura amano postare gli arresti dei propri cari e, come dicono loro, ingiustamente carcerate, come se fosse qualcosa di cui vantarsi. Il suo creator preferisce rimanere anonimo e rispondere con la voce della giovane nonna con l'outfit da fiction criminale, sperimentando anche le reazioni del pubblico che spesso non capisce che Chantal è finta. A gioia mia c'è gente che crede che la terra è piatta e Chantal è il minimo. A volte poi la realtà supera la fantasia. Io invento una scena assurda e dopo 2 ore apro TikTok e ne vedo una vera ancora più assurda, va. Nata a giudicare per cui in gravidanza in piccola età. Magari io a diventare mamma quasi a 15 anni. E gioia mia, direi che l'hai fatto anche tardi. Uno specchio dolce, amaro e mammuriano della società siciliana su TikTok. E adesso una pausa, tra poco il calcio. Bentornati, adesso il calcio in casa Catania. Dopo l'ennesimo fallimento sono giornate di riflessione. Pelligra è rimasta in città, serve dare una linea per non ripetere gli stessi errori. Marco Carli.
L'Ascoli, in fin dei conti, ha dato al Catania lezioni di coraggio, precisa identità tattica, scelte adeguate, ruoli definiti, programmazione. Andrà in B o meno, questo patrimonio non si perderà, mentre degli ultimi 3 anni del Catania, tranne la casa, Torre del Grifo, resta poco, se non il gruppo di giocatori, la maggior parte dei quali sotto contratto. Se di qualcuno o di tanti ci si vorrà privare, visti i compensi da squadra top, si dovrà incidere ancora sulle casse. Sembrava la stagione giusta, poi dalla sconfitta col Sorrento è saltato tutto. Il tardivo cambio in panchina, e se la dirigenza parlasse potrebbe spiegare chi ha deciso di andare avanti. L'impossibilità dunque di arrivare all'allenatore che si voleva, Caserta, la scelta sbagliata di Viali, il ritorno a Toscano che, vicissitudine contrattuale a parte, sapeva di essere comunque al capolinea. Il frutto, un girone di ritorno orribile, con 28 punti contro i 42 dell'andata. I gol subiti che aumentano, la solita scarsa verve davanti. Si può discutere delle 2 punte, dell'assenza di un piano B a livello tattico, ma adesso le riflessioni devono essere altre. I dirigenti, se le cose non funzionano si deve partire da lì e decidere chi può essere funzionale e come, rispettando il proprio ruolo, senza ingerenze in altri campi. Troppo spesso si è verificato. Il direttore sportivo, al di là dei nomi, Stefanelli è stato contattato, Varrà non è la prima volta che viene a Catania, è necessaria chiarezza e margine di manovra. Si deciderà prima della partenza di Pelligra prevista per inizio giugno. Poi verrà l'allenatore, la squadra e si spera una direzione. Se dopo il ritorno fra i professionisti si fosse deciso di seguire una linea anche di attesa ma programmatica e fosse stata dichiarata chiaramente, adesso forse non ci si ritroverebbe a pensare di aver buttato 3 anni. Adesso una breve pausa, tra poco per altri aggiornamenti. Per questa edizione è tutto, grazie per averci seguito e buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.